Benvenuti in diretta su shritalia.com, il canale di informazione con novità, approfondimenti, spunti sul mondo del lavoro che abbiamo riattivato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15. La puntata di oggi è organizzata in due sezioni. La prima è riferita a tutte le novità dell'ultima ora, la seconda invece è dedicata alle domande e alle risposte. Ma cominciamo dall'ultima ora. La prima importante notizia di oggi è dedicata all'INPS che nella serata di ieri ha emanato un comunicato stampa, poi confermato da successivo messaggio ufficiale, è il numero 102 2021, con cui l'istituto ha disposto la proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza inizialmente fissata al 16 gennaio 2021 relativa al versamento del secondo 50% dei contributi sospesi in virtù dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il cui versamento del primo 50% era stato rateizzato dalle aziende che ne avevano fatto richiesta a partire dal 16 settembre 2020 in 4 rate. Le 4 rate si sono esaurite a dicembre del 2020, a gennaio 2021 cominciava il versamento della rateizzazione del secondo 50% dei contributi, lo ricordiamo, in un massimo previsto di 24 rate, la scadenza era imminente, fissata al 16, che sarebbe poi stato il 18 di gennaio questo mese perché il 16 cadeva di sabato. Bene, l'INPS è intervenuto, mancavano ancora le istruzioni, c'era troppo poco tempo per consentire un'agevole gestione di questo adempimento per aziende e consulenti del lavoro. Ha disposto quindi l'istituto il differimento al 31 gennaio 2021 per la scadenza della prima rata. A seguire poi saranno versate le successive con le ordinarie scadenze previste per il versamento dei modelli F24. Segnaliamo che sempre all'interno del messaggio INPS di ieri, numero 102 2021, l'INPS ha emanato anche le istruzioni e i codici tecnici per consentire il corretto adempimento del versamento di questa rateizzazione per le aziende che avevano sospeso i contributi relativi alla prima fase dell'emergenza Covid-19. Nuovo DPCM, è prevista nella giornata di domani l'emanazione del nuovo decreto con le nuove misure restrittive per contrastare l'emergenza epidemiologica. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 16 gennaio, primo giorno successivo alla scadenza del DPCM attualmente in vigore, che andrà appunto a terminare la sua efficacia in data 15 gennaio. Vediamo e anticipiamo quali saranno le principali misure. Ci sarà una nuova classificazione delle regioni in fascia gialla, arancione e rossa in base all'andamento dell'indice del contagio. Verrà disposta la proroga dello stato di emergenza intanto fino al 30 aprile 2021, poi si parla già di una successiva estensione fino al mese di luglio di quest'anno, intanto comunque dovrebbe essere ufficializzata fino al 30 aprile 2021. Verrà confermato il divieto di spostamento tra regioni, anche quelle che sono in zona gialla. In casa si potranno ricevere al massimo 2 persone non conviventi e questa è una novità, verrà vietato l'asporto dai bar dopo le ore 18 per evitare gli assembramenti. Infine, misure diciamo così di fiducia e di ottimismo in un momento non facile, potrebbe essere disposta la riapertura dei musei in zona gialla, ovviamente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie, e dovrebbe essere introdotta una zona bianca, quindi un'ulteriore classificazione delle zone all'interno del quale dovrebbe essere possibile riprendere un po' alla volta la normalità delle attività e anche della vita sociale, con misure ancora più favorevoli rispetto a quelle previste per la zona gialla. È una misura comunque di prospettiva, in quanto con lo stato attuale dei contagi pochissime zone, province piuttosto che regioni potranno accedere a questa classificazione, però intanto ne verrà delimitata la disciplina in attesa di poterla poi utilizzare.
L'Agenzia delle Entrate, con un interpello recente dell'11 gennaio 2021, il numero 29, ha chiarito che non rientra nella nozione di soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020 ai fini del diritto alla percezione del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio, quindi l'indennità dei 600 o 1000 euro, a un soggetto che abbia avviato la propria attività in forma di ditta individuale, non con una però nuova costituzione, bensì proseguendo una precedente attività da lui stesso svolta all'interno di una società in nome collettivo. Quindi nel caso di specie appunto il soggetto aveva costituito nel 2019 una SNC per poi acquisire la quota di partecipazione dell'altro socio e proseguendo quindi la propria attività nel 2020 in forma di ditta individuale. L'agenzia ha chiarito che in questo caso il contribuente non risulta come soggetto di nuova costituzione successiva al 30 aprile 2020, il che avrebbe fatto venir meno il diritto di questo soggetto al beneficio dell'indennizzo a fondo perduto, e quindi il soggetto può averne diritto anche se la trasformazione sostanzialmente da SNC a ditta individuale è avvenuta in data successiva al 30 aprile 2020. Infine l'INAIL, con una nota del 4 gennaio 2021, ha pubblicato nel proprio sito un chiarimento relativo a un intervento posto in essere dal decreto mille proroghe. In particolare con l'articolo 19 è stato prorogato il termine delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale, legando la scadenza di tale proroga alla fine dello stato di emergenza. Quindi anche qui andrà monitorato che se lo stato di emergenza verrà prorogato, come sembra imminente, intanto ad aprile, slitterà anche il termine della fine dello stato di emergenza attualmente previsto al 31 di marzo e quindi anche muterà, traserà la scadenza di tutte quelle misure che sono connesse alla data di scadenza dello stato di emergenza. Questo significa che tutti quei datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono fino al 31 marzo 2021 barra 30 aprile, se ci sarà appunto la proroga nel DPCM di prossima emanazione, nominare comunque un medico competente o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria ai lavoratori e alle lavoratrici fragili tramite il servizio territoriale INAIL con apposito applicativo online, per porre in essere comunque quelle misure di sorveglianza sanitaria a cui tutti i datori di lavoro sono tenuti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Riprendiamo infine una novità introdotta dalla legge di bilancio 2021, evidenziandovi che il congedo obbligatorio di paternità è stato elevato da 7 a 10 giorni già a partire dal 2021. L'adeguamento alla normativa europea di riferimento, che prevede già i 10 giorni, doveva avvenire entro il 2023. C'è stata un'anticipazione quindi della legislazione italiana che ha appunto previsto e introdotto questo innalzamento, questo adeguamento alla normativa comunitaria già a partire dal 2021. Ricordiamo che, come avveniva prima, oltre al periodo obbligatorio appunto ora fissato in 10 giorni, il padre ha anche la facoltà di assentarsi dal lavoro per un'ulteriore giornata in accordo con la madre del bambino e in decurtazione di una delle sue giornate di astensione obbligatoria. Infine chiudiamo le notizie di oggi con due importanti chiarimenti sul contratto di espansione. Vi riprendiamo e vi segnaliamo due articoli del Sole 24 Ore di oggi. Nel primo viene evidenziato come le aziende che abbiano almeno 250 dipendenti possono utilizzare questo strumento, il contratto di espansione, che, lo ricordiamo, serve a sostanzialmente ammortizzare gli
gli impatti sull'organico aziendale per favorire soprattutto il ricambio generazionale, quindi favorire il pensionamento delle persone vicine all'uscita dal mondo del lavoro, e a tutelare il personale in forza con percorsi formativi di aggiornamento e di investimento sulle competenze professionali, facendo ricorso appunto al contratto di espansione, che è un ammortizzatore sociale che quindi prevede la possibilità per le aziende di utilizzare nell'ambito di questi interventi l'indennità di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti. Fino all'anno scorso il contratto di espansione era utilizzabile solo per le aziende sopra i 1000 dipendenti. Con la legge di bilancio 2021 viene previsto che possono accedere a questo strumento anche le aziende sopra i 500 dipendenti, quindi abbassando la soglia di accesso, e inoltre possono accedervi anche le aziende che abbiano almeno 250 dipendenti, con un importante però chiarimento, cioè tra tale segmento di aziende, quelle tra 250 e 499 dipendenti, possono farvi ricorso solo per accedere allo strumento del prepensionamento dei lavoratori che si trovino a meno di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione. Non possono invece utilizzare il contratto di espansione per l'altra funzione tipica di questo strumento, vale a dire per progetti di riqualificazione del personale. L'altro chiarimento in materia di contratti di espansione riguarda il pagamento del contributo addizionale. Qui c'è stata un po' una querelle, perché come sappiamo tutti gli strumenti di cassa integrazione sono soggetti al versamento ordinari, non quelli per Covid, salvo eccezioni legate al fatturato come abbiamo visto in questi mesi. Sono soggetti gli strumenti di integrazione salariale al versamento da parte del datore di lavoro di una contribuzione addizionale pari al 9, al 12 o al 18% a seconda delle modalità di ricorso allo strumento. La domanda che ci si pone è: anche i contratti di espansione sono soggetti al versamento della contribuzione addizionale? La risposta è no, a nostro avviso e all'avviso di questo articolo del Sole 24 Ore, di cui noi condividiamo l'interpretazione, in virtù del fatto che appunto la legge di bilancio per il 2021 non ha modificato l'impianto del contratto di espansione, in riferimento al quale si era già espressa l'INPS con una circolare, la 143 del 2020, scusate, chiarendo che non c'era contribuzione addizionale nel contratto di espansione, cambiando un orientamento precedente sia dell'INPS che del Ministero, ma si era arrivati a questa successiva versione appunto ufficiale dell'istituto in riferimento al pagamento del contributo. Questo è confermato anche dalla legge di bilancio. Il dubbio nasceva dal fatto che la relazione tecnica alla legge di bilancio sembrava aver reintrodotto l'assoggettamento alla contribuzione addizionale, ma il malintendimento viene chiarito dal fatto che la relazione comunque tecnica alla legge di bilancio era di data antecedente rispetto alla circolare INPS poi definitiva 143/2020, che è del mese di dicembre, che ha speriamo definitivamente chiarito che non si paga il contributo addizionale per i contratti di espansione. Per quanto riguarda i webinar, vi segnaliamo l'importante appuntamento di oggi con Simone Cocchetto dalle 15 alle 16, in cui si parlerà proprio e si approfondirà tutta la tematica dei contratti di espansione, dell'isopensione, e quindi tutti quegli strumenti che servono ad incentivare e agevolare l'uscita dal mercato del lavoro di quei soggetti prossimi alla pensione, facendo appunto ricorso a tutti quegli strumenti anche innovativi introdotti dalla legge di bilancio per il 2021. La settimana prossima invece cominceremo il 19 gennaio con un webinar dedicato a tutta la tematica Brexit, impatriati, trasferte all'estero e tutte le novità per la gestione, diciamo così, del lavoro all'estero. Il webinar sarà tenuto da Barbara Peressoni ed è di particolare importanza anche perché segnaliamo che nel mese di dicembre è uscita un'importante circolare dell'Agenzia delle Entrate in riferimento proprio alla gestione dell'incentivo fiscale in riferimento ai cosiddetti impatriati.
Il 20 gennaio invece con me e Simone Cocchetto faremo un approfondimento sulla tematica dei licenziamenti collettivi, le chiusure aziendali e le soluzioni per le imprese che sono in difficoltà, rapportandoci sia con il divieto di licenziamento attualmente ancora in vigore fino al 31 di marzo, ma appunto anche a tutti quegli strumenti, compresi gli ammortizzatori sociali, che ci consentiranno di prepararci alla gestione di tutto quello che verrà dopo il 31 marzo in poi. Infine chiuderemo la settimana con Valentina Fabruzzo il 21 gennaio con un incontro nell'ambito del ciclo Reset dedicato al costo del lavoro, il budget e al riepilogo di tutte quelle che sono le agevolazioni e gli incentivi per il lavoro per il 2021. Passiamo ora alla sezione delle domande e delle risposte. Sono due le domande di oggi. La prima, i periodi di cassa integrazione concessi con la nuova legge di bilancio 2021, parliamo delle 12 settimane decorrenti dal 1 di gennaio, sono da considerarsi consumati solo se effettivamente usufruiti o anche se solo richiesti e autorizzati? La risposta è che anche per queste nuove 12 settimane del nuovo anno si computano i periodi esclusivamente in base al periodo autorizzato e non in base a quanto effettivamente fruito. E ciò vale sia per la CIGO che per il FIS, oltre che ovviamente per la cassa in deroga. La seconda e ultima domanda di oggi è questa. È possibile cumulare l'esonero per assunzione a tempo indeterminato ex decreto legge 104/2020 con l'agevolazione under 36? Qui vi rimandiamo con una risposta che abbiamo ricevuto direttamente dall'INPS in merito e che chiarisce che l'esonero non è cumulabile con l'esonero under 36, vale a dire l'occupazione giovanile, in quanto sebbene effettivamente l'articolo della legge 104/2020, decreto agosto, che prevedeva l'esonero contributivo per le assunzioni poste in essere fino al 31 dicembre 2020, prevede che la misura sia cumulabile con altre misure, nei limiti della contribuzione ovviamente datoriale, quindi dà una disponibilità al cumulo tra misure, ma una disponibilità appunto generica e potenziale, perché poi se andiamo a vedere la disciplina di dettaglio dell'incentivo sull'occupazione giovanile contenuta nella legge di bilancio per il 2018, lo ricordiamo, che è quella che è stata anche prorogata e conformata per l'incentivo occupazione giovanile 2021 dalla legge di bilancio, prevede esplicitamente che quel tipo di esonero non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote INPS previste dalla normativa vigente. Pertanto di fondo permane una potenziale cumulabilità tra l'esonero contributivo del decreto agosto in rapporto ad altri incentivi. Poi però bisogna andare a vedere la disciplina di dettaglio di quell'altro singolo incentivo da rapportare con il decreto agosto, e laddove, come in questo caso, ci sia una previsione esplicita di incumulabilità, è ovvio che le due misure non sono purtroppo cumulabili. Con questo abbiamo finito la puntata di oggi, vi salutiamo e ci vediamo domani per l'ultima puntata della settimana della diretta, sempre qui alle 12 su shritalia.com.